Sicuramente avere la scuola più vicina al luogo in cui si vive è sempre una cosa positiva. Bisogna capire poi se l'offerta formativa che viene data dalla scuola sia rispondente ai bisogni e alle esigenze ovviamente sempre degli alunni. Da questo punto di vista è una scommessa. Noi questa scommessa vediamo se riusciamo a vincerla o se riesce a vincere nei prossimi anni, vedendo appunto le iscrizioni e se attraverso le iscrizioni degli alunni si ha un abbassamento della dispersione scolastica, perché stiamo parlando di istituti onnicomprensivi in cui non esistevano ovviamente gli istituti superiori. Questa è una sfida che ovviamente in questo momento non possiamo dire se è una scelta positiva o meno. Devo dire che comunque il fatto che sia fatto un tentativo di dare una scuola secondaria superiore anche a Librino, nel quartiere di Librino, delle scuole secondarie, è sicuramente un fatto. Ovviamente per quanto riguarda la dispersione scolastica, io ho parlato con la dottoressa Dorsi, da questo punto di vista la provincia di Catania è molto attiva e molto attenta. Negli ultimi anni c'è stata una diminuzione della dispersione nell'ambito della provincia di Catania proprio perché questa attività che si fa presso le scuole attraverso anche dei docenti distaccati che operano in sinergia con le scuole. È importante creare reti di scuole che si occupano del fenomeno, è importante soprattutto far sì che si abbia la presenza delle istituzioni presso le scuole. Da noi, da questo punto di vista, l'ufficio ha fatto molto e speriamo di poter fare molto. Soprattutto dobbiamo cercare di intervenire dove si può, creando un'offerta formativa adeguata che permetta soprattutto ai ragazzi e agli alunni di vedere la scuola come un punto di riferimento e non come un luogo dove si deve perdere un po' di tempo perché è obbligo andare a scuola. Deve piacere la scuola e il nostro compito è far sì che gli alunni vadano a scuola pensando che comunque in quel luogo possono costruire il loro futuro. Come ho detto anche quello del quartiere di Librino, è una sfida che il governo sta ponendo in essere, sta mettendo in atto e questo non lo sapremo. Sicuramente le intenzioni del governo ci sono positive e ci sono per far sì che si abbia la buona scuola. Forse rispetto al passato ancora si sta più focalizzando l'attenzione sulla scuola. Che è sempre stata al centro dell'attenzione di tutti i governi. Sicuramente è un tentativo, ovviamente se poi le modalità che sono più o meno contestate sono quelle giuste, questo lo sapremo solamente col tempo, ovviamente, non possiamo dirlo a priori. Io spero che si vada nella direzione giusta. Certo, questo è un punto dolens della scuola, però devo dire che si stanno facendo degli sforzi, anche qui, per cercare di adattare e di far sì che gli edifici scolastici siano sempre più sicuri. Ovviamente è stato varato un piano anche del governo relativamente alle scuole, interventi di piccola manutenzione ma anche interventi un po' strutturali e la possibilità eventualmente di costruire anche dei nuovi edifici. Certo la situazione non è rosea, però dico non è neppure drammatica, dobbiamo cercare di capire ovviamente quali sono gli interventi che si devono fare e soprattutto occorre che ci sia una forte sinergia fra gli enti locali che sono deputati soprattutto al... Ha influito il commissariamento così prolungato delle province sulla risoluzione di alcuni problemi per gli istituti scolastici? Devo dire che il fatto di non avere un riferimento stabile, ma questo in tutte le strutture, ovviamente comporta delle difficoltà di comunicazione. Il problema non è tanto di avere un interlocutore, ma soprattutto di avere le risorse necessarie. Quindi siamo sempre lì, se l'ente provincia, ex ente provincia, non ha le risorse necessarie, qualsiasi poi sia l'interlocutore, che ci sia commissario o meno, ovviamente poi i risultati non saranno quelli ottimali.